Ciao ragazzi, oggi sono a San Zeno di Montagna, la terra dei marroni DOP. È iniziata la raccolta e questo è un momento magico per queste comunità ed è un momento ancora molto legato alle tradizioni, in particolare già dalle operazioni di raccolta, dove ancora si usano ad esempio le stanghe, le lunghe pertiche fatte con le canne di bambù, che servono per battere i rami e fare in modo così che i marroni, quelli più maturi, scendano a terra, cadano dove vengono raccolti, sempre a mano, esattamente come avveniva secoli fa. Vi è quasi da dire che nulla sia cambiato rispetto ai tempi andati, quando questo frutto era una risorsa indispensabile per il sostentamento delle famiglie e ancora oggi viene portata avanti con grande rispetto nei confronti del territorio. Io ho assistito diverse volte alla raccolta, però devo dire che ogni volta le emozioni sono sempre forti, perché quando si entra in un castagneto è come se si varcasse la soglia di un tempio, perché c'è una sacralità data dalla bellezza, dal fascino di queste piante plurisecolari, ma proprio dato anche e soprattutto forse dalla lunga storia che le accompagna. Una storia che continua a caratterizzare questa comunità e che è un qualcosa che va molto al di là della semplice raccolta. Queste sono piante che hanno sfamato le nostre generazioni. Durante l'inverno queste sfamavano proprio le nostre famiglie, i nostri antenati, e hanno una storia. Sono piante che avranno anche 500 anni, quindi per noi bisogna salvarle. Ogni pianta è come avere un figlio, bisogna coltivarle e salvarle. Non bisogna pretendere di raccogliere tantissimo prodotto, bisogna pensare che la pianta stia bene e che sopravviva nel corso degli anni. Quando una pianta sta male? Sicura. La cura principale che usiamo è la potatura, perché dobbiamo salire sulle piante e togliere tutti i rami che sono ammalati. Quanti marronari ci sono, Simone? Ma guarda, si parla più di 2000 ettari. Il problema sempre è il recupero di queste piante, perché gran parte sono ancora abbandonate. Bisogna recuperarle, questo è il nostro patrimonio, questa è la nostra storia, la tradizione, tutto per il nostro paese. Oltretutto bio, vero? Certo, marrone di San Zeno DOP e biologico. Questa è una zona naturalmente biologica. L'unico problema è le spese di certificazione per le piccole aziende, però in realtà sono tutte biologiche. Ascolta Simone, adesso i marroni ho visti raccogliere, sono andato su sopra i sentieri, ho fatto fatica, quindi finalmente loro sti d'ora adesso... Certo, Stefano. Così tu vuoi. E te ne darei che la settimana prossima ti farò assaggiare qualcosa di speciale. La settimana prossima? Sì. Mi gira un po' i marroni però, visto per restare in tema. Tempo al tempo. Vabbè, aspettiamo, ma che sono qua la settimana che viene, ricordate. Certo, ti aspettiamo. Quanti anni ha sta cucina qua? La cucina bella, che ha diversi anni adesso. Come ti? Quasi. I vaccotti così sulla piastra del sole. Sì, se che bisogna stare attenti se massa a fuoco loro bisogna girare di più.